Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, come anticipato stamani, dedicato alla questione della strage di Erba. Tra l'altro proprio domani, anzi l'11 di dicembre, cade il sesto anno, anzi l'ottavo anno, chiedo scusa, perché il fatto si verificò, la strage, l'11 dicembre del 2006. E ne parliamo quest'oggi. Tra l'altro poi la trasmissione probabilmente si occuperà anche di mandare in onda alle 11 la conferenza stampa del segretario della Lega Salvini su un'altra delle questioni di cui ci occuperemo nelle prossime settimane, cioè la proposta economica, la flat tax, la tassa ad aliquota unica, che verrà presentata il 13 questo fine settimana a Milano con il professor Labusca, uno dei teorici della tassa ad aliquota unica e molto bassa, peraltro, la cosiddetta flat tax, appunto, come sistema di semplificazione fiscale radicale. Ma di questo parleremo più tardi, quando ascolteremo il segretario della Lega Salvini. Intanto però io do il benvenuto qui con noi in studio all'avvocato Fabio Schembri. Buongiorno. Buongiorno avvocato Schembri, che insieme all'avvocato Luisa Bordeaux si è occupata in questi anni e continua a occuparsi della difesa di Olindo Romano e di Rosa Bazzi, come tutti sanno condannati in terzo grado per la strage di Erba, pendente però un ricorso ancora alla Corte di Giustizia, alla Corte Europea dei Diritti Umani, sul quale, avvocato Schembri, le chiedo subito quali sono, se ci sono, le novità. Mi pare di no, perché ancora non c'è alcuna risposta. Novità, nessuna risposta ancora. E quindi tempi lunghi, peraltro, sì, per la trattazione di questa causa, evidentemente in sede europea, perché mi pare che i tempi siano un po' ben oltre, anzi la media delle trattazioni dei singoli bene o casi. male, sì, in questo momento siamo oltre la media. Quindi. Anche se la materia è complessa e la Corte vi ha chiesto integrazioni su diversi punti, no? Per cui la materia è complessa, come sanno anche coloro che ci hanno seguito, perché noi ci siamo basati esclusivamente in queste trasmissioni sulla materia processuale, sui dati, gli atti, i documenti, gli audio, tutto ciò che è emerso, devo dire grazie anche al vostro lavoro, al lavoro suo, in primis dell'avvocato che si è occupato fin dall'inizio, contrariamente all'opinione dominante di questa vicenda, e che è defunto purtroppo, e che insieme a voi ha sostenuto il primo grado di giudizio. E insomma, grazie al team degli avvocati difensori si è venuti anche a conoscere materiale processuale che altrimenti con tutta probabilità non avremmo mai conosciuto. E lo abbiamo trasmesso nel corso di queste trasmissioni. Tra l'altro, a proposito di documentazione, mano a mano poi questo materiale è diventato anche, direi, di dominio pubblico, perché se fate una semplice ricerca in rete su strage di Erba e intercettazioni, per esempio, vi compaiono alcuni documenti che per la prima volta credo siano stati sentiti in questa trasmissione a distanza di tanti anni dai fatti, e che poi sono diventati invece oggetto anche di altre trasmissioni televisive, da Chi l'ha visto fino a Linea Gialla ed altre trasmissioni che si sono occupate di questi documenti e anche degli audio e delle intercettazioni che noi abbiamo sentito nel corso di questa trasmissione, e che però non hanno avuto, benché clamorosi direi, avvocato Schembri, perché a distanza di anni abbiamo scoperto che c'erano negli atti processuali documenti che avrebbero potuto riscrivere l'intera storia, e quasi su ogni singolo punto di questa vicenda, dalle confessioni al riconoscimento del sopravvissuto Mario Frigerio nella persona di Olindo, fino alla famosa macchiolina di sangue trovata sull'auto di Olindo. Tutti questi elementi che servirono in un primo momento per accreditare la tesi della colpevolezza di Olindo Romano, e dovremmo aprire un capitolo a parte per sua moglie Rosa Bazzi, perché nei suoi confronti la vicenda è ancora più incredibile dal punto di vista probatorio, no? Perché questa donna viene arrestata insieme al marito senza che in quel momento ci sia alcunché a suo carico, ma neanche dopo, oltretutto, emergerà qualcosa a suo carico, tranne le sue confessioni, che però abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare. Oggi apriamo una piccola parentesi anche per coloro che vogliono fare delle domande poi nella seconda parte della trasmissione, o che hanno dei punti di domanda, degli interrogativi, e apriremo le linee. Però dicevo, su tutti i singoli punti di questa vicenda ci sono non elucubrazioni, ipotesi, ma documenti, fatti, audio, intercettazioni che
non solo mettono dubbi, ma scrivono una storia diversa, mi sembra di poter dire, no, avvocato Schembri? Perché quello che abbiamo appreso conoscendo gli atti del processo, gli atti, gli audio, le intercettazioni, tutto quello che abbiamo passato e passeremo ancora, le confessioni, perché riprenderemo da dove ci siamo interrotti anche ad ascoltare le famose confessioni di Olindo Romano e di Rosa Bazzi, che sono piene di errori, voi ne avete contati a centinaia. Allora io le chiedo, prima di riascoltare magari per flash, e se qualcuno ha fatto o fa in questi giorni una piccola ricerca anche semplicemente tramite Google di quanto stiamo dicendo, può recuperare anche un lavoro molto ben fatto dal collega, dal giornalista Edoardo Montolli, che era stato messo a disposizione del settimanale Oggi, sul sito del settimanale Oggi. Questo lavoro ha avuto un periodo di latenza, diciamo così, non era più raggiungibile dai navigatori su internet, adesso è tornato disponibile ed è un lavoro, direi, monumentale che ha fatto Edoardo Montolli, mettendo insieme esattamente quello che abbiamo fatto noi, cioè tutti i documenti processuali, oltre a una serie di contributi che si riferiscono alla discussione pubblica di questa vicenda, perché quest'altro aspetto, avvocato Schembri, l'abbiamo sottolineato più volte, è stato determinante, cioè il modo in cui i mezzi di informazione hanno raccontato tutta questa storia. Recentemente su Repubblica, Carlo Berdelli, cronista di grande esperienza, ha ripercorso l'intera vicenda alla luce di quello che è stato raccontato in questi anni, e qui c'è un paradosso molto amaro, credo, per lei che fa l'avvocato difensore, cioè il fatto che tutte queste notizie, questi fatti, questi dati, questi elementi processuali, ripeto, non articoli campati per aria, ma elementi del processo che dovevano essere giudicati nel processo, siano però venuti alla luce con anni di distanza. Con questo mi pare di poter dire, e questo l'abbiamo imparato purtroppo, e per questo ci stiamo ancora occupando di questa vicenda, perché è emblematica di come a volte la giustizia, diciamo, sembra trionfare e all'opinione pubblica viene venduta come giustizia trionfante, quando in realtà è una giustizia claudicante, che zoppica e che sbaglia, perché oltretutto qua abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione che, pur nel ribadire la colpevolezza dei due, o meglio, il fatto che le due fasi processuali precedenti, primo e secondo grado, siano andate secondo la Cassazione in maniera formalmente ineccepibile, e in realtà però in quella stessa sentenza di Cassazione c'è scritto nero su bianco che le cose non quadrano, detto in maniera molto comprensibile per tutti, no? Quindi immagino che questo sia uno degli aspetti che rendono emblematica questa vicenda, oltre al fatto che tutti gli elementi che abbiamo imparato a conoscere ci inducono a pensare che in carcere in questo momento ci siano due persone sulla cui colpevolezza è lecito avere ancora oggi più che dei dubbi, quasi direi delle certezze, a distanza di tanti anni dalla fine della vicenda processuale e a distanza di tanti anni dai fatti che risalgono ormai a 8 anni fa, proprio in questi giorni, tra oggi e domani. Un suo commento in generale, avvocato, perché io immagino che questa storia qui, per me è diventata una storia emblematica dal punto di vista della giustizia, del funzionamento della macchina giudiziaria, dei principi nobili, nobilissimi del giusto processo, parità fra difesa e accusa, e del mondo dell'informazione. Ecco, il mondo dell'informazione, magari una riflessione ci sarebbe da fare anche su questo punto, perché poi i media, quindi i giornalisti, servono anche per come tutela, quindi come sentinella della legalità. In che senso sentinella della legalità? Cioè, nel momento in cui ci si approccia ad una storia, diciamo, di cronaca, ovviamente bisognerebbe riportare tutti i dati completi di quella storia, quindi per quanto riguarda la cronaca nera, quelli che sono gli elementi pro e quelli che sono anche gli elementi a favore dell'imputato, l'imputato in generale in questo caso. Per quanto riguarda Rosy Olindo, in realtà diciamo, l'informazione è stata molto deficitaria, soprattutto per tutti quegli elementi di cui stiamo dibattendo in queste puntate anche alla radio e che oggi, diciamo, hanno interessato anche altre testate giornalistiche, altri giornali. Cioè, questi sono degli elementi che erano presenti sin dall'inizio. E molti giornalisti, quindi l'informazione, si è interessata anche al processo di primo grado, anche all'appello, però sostanzialmente l'informazione, almeno di molti, non di tutti, ma di molti, è stata, diciamo, come si può dire, è stata soltanto parziale, svogliata, ecco. In generale il mondo dell'informazione su questa vicenda ha chiuso
più di un occhio e mezzo. Poi qualcheduno in realtà ha vigilato, ma sono stati ben pochi coloro i quali hanno svolto, espletato al meglio quella che è la funzione propria dell'informazione, ossia sentinella, il fatto che si celebri un processo, il processo che va a celebrarsi o che si è celebrato si deve celebrare anche con il rispetto delle regole. E qui in realtà anche per cose banali, molto semplici, le regole non sono state rispettate, perché si è partiti, si è dato per scontato che fossero olinde rosa, così come erano stati definiti i mostri di erba, e quindi cioè andare a approfondire determinate tematiche, qualcuno ha pensato bene che sarebbe stato inutile. E l'informazione non ha detto, ma soprattutto non ha fatto nulla. Cioè tutto questo materiale, il materiale che insomma fa parte della documentazione processuale, che può essere benissimo ascoltato da chiunque, noi abbiamo avuto delle grosse difficoltà a introitarlo al processo, cioè dalla semplice intercettazione telefonica piuttosto che a documenti, diciamo abbiamo incassato per delle questioni estremamente semplici e banali che in ogni processo chiaramente quando si ricerca la verità dovrebbero essere non solo affrontati, ma dovrebbero avere la massima attenzione da parte dei giudici. Ecco, questa attenzione è mancata. Le intercettazioni ambientali tra Rosy e Olindo, per esempio, cioè abbiamo dovuto fare una battaglia per averle innanzitutto, cioè, quindi a distanza di oltre un anno, ma diciamo le nostre richieste hanno trovato una scarsissima attenzione da parte delle corti che si sono interessate alla vicenda. Ecco, dall'altro lato però io diciamo avrei pensato che queste circostanze potessero in un certo senso suscitare proprio l'indignazione di coloro i quali, quindi in questo caso l'informazione, assisteva ai fatti processuali, quindi al processo. Questo invece in questo caso quasi sempre c'è stata un'informazione, ecco, possiamo dire un'informazione svogliata, un'informazione schierata, un'informazione che diciamo ha abbracciato almeno parte di quell'informazione, gran parte, alcuni in realtà hanno fatto questo tipo di lavoro, ma sono state una stragrande minoranza, addirittura quando hanno cercato di farlo anche loro, sono stati additati come folli e visionari. Ecco, l'informazione non si è interessata a quel materiale, a quella mole, di materiale, una gran mole di materiale che certamente andava verso un'altra direzione, che non era certamente la colpevolezza di Rosy Olindo. Quindi si è cercato, ed alcuni hanno cercato di farlo passare sotto traccia, come se andasse in un certo senso a inficiare la tesi della prima ora, che tanti giornalisti, quei giornalisti che si uniformano alla notizia proprio perché hanno timore di sbagliare, allora se scrivono tutti quanti la stessa cosa uguale e nessuno sbaglia, perché anche se la notizia è sbagliata, però colui o colei che la riporta in ogni caso ha riportato quello che hanno scritto tutti quanti, si sono fossilizzati su quella che era la prima notizia già riportata, e quindi tramite un tantam mediatico durato per almeno un anno, e sono addirittura alcuni di loro diventati cioè portatori di un loro interesse, un interesse che era quello chiaramente che cambiando registro e cambiando opinione anche loro probabilmente avrebbero, tra virgolette, sbagliato, sarebbero stati additati come coloro i quali all'inizio non avevano dato peso, diciamo, a determinate evidenze processuali che nessuno si è preso la briga di controllare.
Ecco, io voglio fare un esempio proprio per rendere bene il concetto. Quando siamo intervenuti noi, erano già passati 6-7 mesi, Rosolindo avevano confessato, e si conosceva soltanto, che cos'è che si conosceva? La confessione che i due avevano confessato e che c'era un testimone che aveva riconosciuto Lindo. E basta, cioè, quindi in base a questi elementi, naturalmente, spendendo così questa notizia, tutto sembra ovvio e scontato, no? In realtà nessuno si era mai presa la briga di andare a controllare quello che era il fascicolo processuale, dal quale sin da subito emergeva che, a differenza di quello che era stato detto e scritto, cioè che il testimone aveva sin da subito riconosciuto Lindo Romano come il suo aggressore, in realtà così non era, perché per oltre un mese il testimone aveva indicato un'altra persona e non certamente il conosciuto vicino di casa Lindo Romano. Ecco, e allora c'è da chiedersi, cioè, com'è possibile che a seguito di un tantam mediatico se ne sono occupati tutti, cioè riportare una notizia talmente sballata, talmente monca, talmente parziale, cioè dire il testimone ha sin da subito riconosciuto Lindo Romano, allorquando si ha la possibilità di andare a controllare se ciò che viene scritto è vero oppure ci sono degli elementi di dubbio. E in questo caso bastava guardare le carte e scrivere: il testimone sì, è vero che a un certo punto ha riconosciuto Lindo Romano, ma è anche vero che per il primo mese, per i primi 15 giorni, indicava un altro soggetto. E come del resto anche le confessioni hanno confessato, quindi sono loro. Sì, però si potevano anche leggere queste confessioni e quindi andare a vedere che in realtà al di là dell'aspetto fattuale, cioè di aver confessato, queste benedette confessioni erano zeppe di errori. Ecco, fare delle riflessioni critiche su questo aspetto. E poi c'è un motivo che le innesca, no? Ed il motivo per il quale si arriva alla confessione, che da nessuno era stato esplorato, cioè l'ingresso dei carabinieri in carcere, i quali diranno ad Olindo che se confessa sostanzialmente sua moglie uscirà di carcere. Quindi oppure basti pensare l'intercettazione ambientale, perché già c'era un'intercettazione ambientale di qualche minuto prima rispetto alla confessione, 2 minuti prima della confessione di Olindo e di Rosa, dove veniva perfettamente spiegata la confessione, dove Olindo diceva a Rosa il perché si era determinata a confessare, Rosa rispondeva: ma se non siamo stati noi, per quale motivo devi confessare? Ecco, bastava inserire sin dall'inizio questi elementi già presenti per dare un quadro a coloro i quali dovevano essere informati, quindi l'opinione pubblica, il pubblico, che c'erano degli elementi a loro carico, o meglio a carico di Olindo, cioè un riconoscimento anche se tardivo del testimone e una confessione, ma nel contempo c'erano degli elementi anche a discarico, cioè lo stesso testimone in realtà per i primi 15 giorni aveva scagionato il già indagato Olindo perché indicava un altro soggetto, come del resto c'era un'intercettazione ambientale che spiegava sia il perché Olindo si era determinato a confessare, sia un altro aspetto della vicenda, cioè in quella conversazione si diceva pure che entrambi dicevano di essere però innocenti. Quindi al di là dell'aspetto poi del giudizio, cioè mi sembra che un'informazione corretta avrebbe dovuto dare tutti i dati, cioè e non la parzialità del dato. Ecco, questo, questa funzione di sentinella che la stampa in questo caso non ha fatto, ha certamente portato a celebrare un processo in un'atmosfera anche da parte del giudice sia popolare ma anche del giudice togato, certamente già influenzata da elementi esterni, quale un anno di tantam che aveva già descritto e condannato Rosolindo come mostri e che ha
creato indubbiamente una suggestione molto, molto forte, che non è giustificabile, attenzione, perché il giudice deve fare il giudice al di là di quelle che sono le suggestioni mediatiche, molto, molto forte, che ha condizionato indubbiamente dei processi, perché sono stati dei processi sostanzialmente chiusi, dove la difesa cercava di introitare, di introdurre questi elementi, e nemmeno questi elementi venivano, cioè si prendevano in considerazione, o meglio, quantomeno la possibilità che venissero valutati questi elementi dalla Corte d'Assise, perché alla fine si sono tagliati 50 testimoni, quindi non si è consentito alla difesa, quindi a Rosy Olindo, di difendersi magari da un'accusa infamante provando determinate circostanze. E questa è stata una costante, non di tutti, ripeto, l'informazione, parte dell'informazione, un'informazione minoritaria, ha cercato di sollevare questi tipi di problematiche, però molto spesso è stata in modo anomalo zittita o additata, come additati alcuni giornalisti, qualche giornalista che si è permesso di fare il suo mestiere come folle inizialmente, o come visionario, e poi successivamente utilizzando, probabilmente, quando non si poteva più dire che colui o coloro i quali andavano a sollevare una circostanza di fatto, non si poteva più dire che fosse folle, e allora cercando di fermare in modo strisciante quella che era una notizia di carattere oggettivo, insomma. A proposito di intercettazioni, adesso ripeto, se qualcuno cerca su internet strage di Erba intercettazioni, una delle prime cose che trova è quella intercettazione alla quale faceva riferimento lei, avvocato Schembri, che abbiamo sentito qui parecchio tempo fa, e che però per un certo lungo periodo di tempo era sconosciuta. Lo è stata anche agli atti del processo, perché questa intercettazione viene fuori mesi dopo la confessione. Dopo, sì. E viene trascritta mesi dopo la confessione. Voi la potete ascoltare a distanza di mesi, dalla confessione di Olindo e di Rosa. Sì. Ed è l'intercettazione nella quale, appunto, il giorno in cui, al terzo giorno di arresto, poco prima delle famose confessioni, Olindo, dopo aver ricevuto la visita dei carabinieri alla quale lei faceva riferimento prima, cioè se tu parli sconto di pena e tua moglie esce, questo è il messaggio che lui recepisce da quella lunga conversazione con i carabinieri, che però al processo diranno no, non è stata lunga, noi ci siamo stati pochi minuti. Poi si scopre che invece sono stati tutto il giorno, 14 ore. Al di là di questo, quello che ricava Olindo è questo messaggio semplice, semplificato. Se tu parli, tua moglie esce, e poi c'è lo sconto di pena anche per te. Da qui non uscite più, gli è stato detto in tutti i modi in quei 3 giorni lì, c'è un macigno contro di voi, non uscite più, lei, sua moglie, non la vede più, la trasferisco di carcere. Quindi lui ha ricavato 2 cose sostanzialmente: che non c'è speranza di uscire da questo inghippo, da questo pasticcio, e dal carcere, e da un'accusa che dicono gli inquirenti quando gli parlano, è un'accusa formidabile, voi non ve la cavate in nessun modo, no? Non avete speranza. Sì. Sua moglie va a finire male, lei va a finire male, non vi vedete più. L'altro messaggio è: però se io parlo, viene fatto capire a Olindo, se tu parli, tua moglie può uscire, tu puoi avere lo sconto di pena. Quindi è l'unica via d'uscita, sostanzialmente. Sarà un ragionamento semplificato, ma è così, in un momento drammatico, nel quale 2 persone che fino al giorno prima speravano che il sopravvissuto Marco Frigerio parlasse, che si svegliasse dal coma, perché dicevano gli organi di stampa era in coma. Non era vero, però in ogni caso loro sapevano quello che sapevamo noi, cioè che Frigerio aveva perso conoscenza, che era in coma, e quando si risveglia, anzi gli inquirenti dicono apposta a Rosa e Olindo che Frigerio si sta risvegliando per vedere come reagiscono. Normalmente, se io sono un assassino e una delle vittime che non sono riuscito ad eliminare si risveglia e può parlare, io qualche paura ce l'ho, no? Certo. Qualche timore ce l'ho. E invece loro si augurano che Frigerio parli. In un'altra intercettazione ancora che avevamo sentito, in automobile, no? Sì. Si augurano che parli, perché un povero Cristo, anche lui è l'unico che può sbrogliare questa matassa. Benissimo, 2 colpevoli, ben strani, molto strani. Però il motivo per cui ci si approssima alle confessioni era proprio questo qui. A un certo momento tu hai il buio totale davanti a te, ti dicono che non esci più, a meno che tu parli, liberi tua moglie, eccetera. E Olindo, molto candidamente, a insaputa sua e di sua moglie,
poco prima che inizi il tormentoso pomeriggio, tormentoso perché poi queste confessioni si protraggono per più di 12 ore, vengono aggiustate, riaggiustate, ricominciamo da capo, questo non torna, quell'altro non torna, l'abbiamo sentito, lo sentiremo ancora, perché ci rimane da sentire l'ultima parte delle confessioni e lo faremo nelle prossime trasmissioni, ma il motivo per cui si arriva a quelle confessioni è tutto qua, in questa intercettazione che adesso è anche di dominio pubblico pressoché complessivo, via internet la trovate, però fino a non molto tempo fa non la conosceva nessuno praticamente, e nessuno ne aveva valutato il peso. Del resto non l'hanno fatto neanche 3 corti, 3 gradi di giudizio. La sentiamo perché è un documento importante. Come stai? Bene, ascolta. Sì. E lui come ha detto se dobbiamo già finire questa storia qui. Sì. E io Ma non c'è niente oggi. cosa? Non c'è niente. Non c'è Io niente. ho detto così, io ho pensato questo. Non c'è niente oggi. È tutto stato una cosa che hanno fatto tutto loro. Ancora adesso torno a ripetere. Loro mi hanno ripetuto 100 volte. Allora mi ha spiegato la situazione un po' quello che c'è. Mi ha spiegato che mi ha detto che io ci tengo anche dentro quando fate delle indagini. Sì. Se per disgrazia trovano qualche cosa, poi processano e danno l'ergastolo. Se invece confessi, c'hai gli attenuanti, il rito variato, dici la verità, che quando non c'entra niente, eccetera, eccetera, che ha fatto solo alibi, e non becchi niente, Ma non è e vero. quello l'attenuante finisce tutta la storia. Non è vero. Lo so, c'è quella prospettiva qui. Allora io adesso devo decidere o continuare così, o continuare per 5-6 mesi, l'intornità che loro fanno, eccetera. Come senti? Io ti dico la verità, non ce la posso più. Sono io sono in zona qui. Anch'io. Non so. O se no, o continuare così e lasciare fare quello che devono fare e dopo prendere poi quello che si prende, o se no si dice, si fa la confessione. Ma che cosa c'è da confessare? Non siamo Non stati. so, però aspetta, per tagliare le gambe al topo, metti che sono stato io. Ma quando sei andato su? Dimmi quando sei Non andato so su. cosa va per finire questa storia qui. Ma perché devi dire che non è vero niente, Oli? Sai che non è vero niente tutta questa cosa? Ancora adesso io lo dico e torno sempre a ripetere. Ti pesa così tanto? Sarebbe detto sì. Cosa vuoi fare? Io non so, se facciamo così ottendiamo anche dei benefici, qualche cosa che vai a casa. Ma cosa vado a casa a fare, Oli? Vuoi che esco di qui e mi butto sotto un treno? No, quello no, Ciccia. Non so questo, non so. Io come mi Anche tu. Non lo so neanche cosa fare qui. Allora ascoltami, Ciccia. Non è vero. Non so se No, prego, aiuti, non è vero. Sì, allora cosa facciamo? Non è vero niente. Se no facciamo finire e basta. Ma cosa? Niente, cosa facciamo finire e basta. No, non è vero. Allora, la facciamo finire per tagliare le gambe al toro, per finirla qui, per uscire di qui, dice Olindo. Ho parlato col magistrato però, dice lui, in realtà, e mi hanno spiegato che è così. Se io parlo, esci tu, poi ci sono le attenuanti e via dicendo, cose che per lui erano arabo puro, diciamo, fino a prima del colloquio. Lui dice anche col magistrato, non solo con i carabinieri. Ho parlato col magistrato e mi ha spiegato così, che se io confesso tu esci, e la moglie Rosa dice ma cosa esco a fare? Mi butto sotto un treno. Poi non è vero niente, stai così male qua dentro in carcere per pensare di poter fare una cosa del genere, cioè di confessare una cosa che non abbiamo fatto, e lui dice sì, io sto male qua dentro. Questa innescherà poi, altro elemento importante, un'altra dinamica dentro Rosa, cioè innescherà la dinamica per cui lei dice il marito Olindo sta male più di me, io mi sento più forte di lui mi ha detto che se uno parla quell'altro ne ha dei benefici, allora parlo io, e comincio io le confessioni che non torneranno perché racconta una quantità di cose incompatibili con i fatti verificati sui luoghi della strage, sulla dinamica della strage, una montagna di cose inventate, diciamo. Le poche cose giuste sono quelle che sono state raccontate a tutti sui giornali e che già sapevano.
E però la dinamica nasce da qui, da questa incredibile intercettazione che in 3 gradi di giudizio è passata via come niente, Sì. no? Sì. Perché? Ma è stata in un certo senso bypassata, ignorata, è come se fosse, diciamo, un elemento scomodo che si preferiva non ci fosse in atti, sicuramente. È stata bypassata, quasi ignorata, oppure si è tentato di giustificare, nonostante questo elemento documentale evidente, la loro colpevolezza con delle banalità. Quindi questo elemento è stato in parte non commentato, o l'unico commento che si è avuto sostanzialmente è stato di poco conto, cioè una quasi omessa motivazione su questo punto, insomma, cioè ci si è concentrati sugli altri elementi, cioè sulla confessione, dicendo vabbè, hanno confessato, questo è, punto e basta. Quindi una scarsa attenzione, una scarsa analisi di quelli che erano gli elementi favorevoli dei due coniugi, no? Quindi certo è difficile commentare e motivare questa intercettazione, cioè o si dice sostanzialmente così come hanno abbozzato i giudici, un'assurdità, cioè che sostanzialmente loro avrebbero confessato per aprirsi, per lasciarsi una porta aperta per poi ritrattare, cosa che hanno fatto. Però insomma, cioè, se uno vuole lasciarsi una porta aperta, certamente non confessa, e quindi è veramente, non dico illogico di più andare a sostenere una cosa del genere, cosa che poi nella storia giudiziaria penso italiana ma anche mondiale non esiste. Cioè, che senso ha che se uno confessa, vuole confessare perché ha deciso di confessare, ma confessare per poi eventualmente ritrattare un crimine del genere è veramente un'assurdità, né regge da un punto di vista logico. Questo per proprio spiegare quelli che sono stati gli sforzi compiuti anche dal giudicante per bypassare questo importantissimo elemento, che altrimenti insomma è difficile da contrastare a livello, io voglio dire, accusatorio, e quindi in ordine alla colpevolezza. È difficile da contrastare perché la dinamica, per quanto possa sembrare assurda, è semplice. Sì. La dinamica è semplice, c'è un uomo con le spalle al muro che vede sua moglie con le spalle al muro come lui, gli è stato detto in tutti i modi e in maniera molto convincente da persone di cui si fida, nelle quali ha fiducia perché rappresentano la pubblica autorità, carabinieri e magistrati, gli è stato detto: tu da qui non esci più, tu non vedi più tua moglie verrà condannata esattamente come te, voi non uscite più da qua. Sì. Abbiamo sentito il pubblico ministero dire in fase di interrogatorio: il processo è finito qui, per me è finito qui, per lei anche, lei non esce più, non vede più sua moglie, eccetera. Quindi il messaggio chiaro che arriva a una persona semplice, lontana anni luce dal mondo della giustizia, da come funziona dal punto di vista pratico, il messaggio è molto semplice, è chiaro, cioè tu non esci più, non c'è molto da interpretare in questa frase. E nel momento in cui però questo messaggio è corretto con un però se tu parli, almeno salvi tua moglie e riduci il tuo danno, è difficile poi capire, no? Sarà assurdo per noi che lo guardiamo da fuori e guardiamo i programmi televisivi, ma nella realtà psicologica di due persone semplici, e lo dico nella maniera non valutativa e negativa, certo, due persone semplici, che hanno una mentalità razionale, direi, perché quando a te ti dicono tu non esci più, non hai più speranza, tu ti aggrappi all'unica via d'uscita che ti viene offerta, e se quella via di uscita ti viene offerta in termini chiari, cioè se tu fai così hai determinati benefici, è logico che io mi ci butto in quella porta aperta, in quello spiraglio di porta aperta. E lo dico con estrema chiarezza a mia moglie. Poi, se devo spiegare, io giudice, queste parole che abbiamo appena sentito, con il fatto che io confesso perché poi voglio ritrattare, allora entriamo in un'assurdità logica che francamente rende tutto indiscutibile. Cioè se io mi avventuro in un'ipotesi del genere non ne esco più. Se do per possibile un'ipotesi di questo tipo, allora posso anche pensare che esista la vita su Marte e tante altre cose, perché entriamo in un campo completamente illogico.
Qui uno si arrampica, un arrampicarsi sugli specchi per condannarli sostanzialmente, no? Cioè, questa è l'evidenza, questo è l'elemento. Però il problema, avvocato Schembri, è che adesso faccio un piccolo passaggio attraverso, ripeto, chi vuole su internet adesso lo può recuperare, il dossier curato da Edoardo Montolli per il settimanale Oggi, sul sito del settimanale Oggi, che è un dossier enciclopedico, nel senso che segue la vicenda dall'inizio e presenta tutti i documenti dei quali abbiamo parlato noi, audio compresi. Questa vicenda qui, dicevamo, è costellata di queste assurdità, perché se andiamo all'altro capitolo, quello del riconoscimento da parte del sopravvissuto Mario Frigerio, che poi purtroppo è deceduto recentemente, però la cosa chiara, inconfutabile anche qui, è che per ben più di 15 giorni il signor Frigerio sicuramente per 15 giorni descrive una persona completamente sconosciuta, fa mettere a verbale dal suo avvocato per raggiungerlo al pubblico ministero che lo ha interrogato che devono andare in una certa direzione, no? Che è una persona sconosciuta, che ha una fattezze fisiche completamente diverse da quelle del suo vicino di casa. Aggiunge anche che secondo lui bisogna dare importanza al fatto che l'appartamento in questione della strage era frequentemente frequentato, si legge nel verbale, da extracomunitari di etnia araba, e lo fa mettere come dettaglio in più. E comunque in ogni caso, cosa fondamentale, lui dice è una persona che io non conosco, che non ho mai visto e che ha fattezze diverse. Questo lo dice anche, lo ha documentato un altro collega, Felice Manti, lo dice anche ai figli fino all'ultimo momento, anzi fino a ridosso del colloquio con i pubblici ministeri 15 giorni dopo la strage. Per tutti quei 15 giorni Frigerio dice ai figli, all'avvocato eccetera, io non ho niente da aggiungere, quello che dovevo dire l'ho già detto e non ho nient'altro da aggiungere, dice Frigerio. Poi dopodiché il 26 comincia a venire fuori il nome di Olindo, cioè si ribalta la versione. Ma che cosa è successo? E anche questo lo trovate documentato, ne abbiamo parlato, nel dossier curato da Edoardo Montolli per Oggi. È successo che il luogotenente, il comandante dei carabinieri di Erba, va a trovare il signor Frigerio in carcere e a un certo momento introduce a forza nella conversazione il nome di Olindo. Lei conosce il signor Olindo, il suo vicino di casa, dice il carabiniere al signor Frigerio che sta in un letto d'ospedale. Quello che abita nella palazzina lì vicino, cioè l'ha visto, lo sa come è fatto, lo conosce, lo saprebbe riconoscere. Voglio dire, se lo avesse visto l'avrebbe riconosciuto, diciamo per assurdo, però lo dobbiamo fare. Se lei avesse avuto di fronte Olindo avrebbe saputo che era Olindo. E da qui ripartiamo perché adesso apriamo la parentesi sulla conferenza stampa di Matteo Salvini sulla flat tax. Purtroppo si deve fare battaglia in Italia anche per fare il presepe, ormai siamo a un livello di autolesionismo e di masochismo tale che ci sono ormai decine di istituti scolastici che vietano il presepe per un malinteso sentimento di accoglienza e di integrazione, che è una cosa demenziale, perché tu puoi accogliere o includere se hai un'identità tua, non se ti dimentichi da dove vieni. Però un giorno di Immacolata sono stato a Mosca, non per prendere e chiedere soldi evidentemente come qualche buon tempone giornalista ha avuto modo di scrivere, ma perché sposiamo i contenuti politici di una visione diversa dell'Europa di oggi e quindi che per noi passa anche da Mosca, passa da Parigi, passa da Amsterdam, passa da Vienna, non passa da Bruxelles. L'Europa di oggi non è riformabile dal mio punto di vista, bisogna abbatterla in toto e ricostruirla da capo. A Bruxelles non c'è niente di riformabile, c'è un gruppo di persone che hanno in odio i popoli e l'economia italiana in particolare, quindi prima li abbattiamo, prima abbattiamo il nuovo muro di Berlino che è a Bruxelles e prima torniamo a lavorare e a competere. Questo è il quadro internazionale che non ci vede ostili a nessuno evidentemente, perché siamo stati contattati da rappresentanze di tanti paesi al mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna a Israele, quindi noi non abbiamo, come tifosi di calcio, non tifiamo per Putin contro il resto del mondo, semplicemente riteniamo che in questo momento chi gioca alla guerra con Putin sia un deficiente e quindi in questo momento chi parla di schierare truppe NATO ai confini con la Russia vuole riportarci indietro di 30 anni in un clima di guerra di cui l'Europa sicuramente non ha bisogno, visto che purtroppo le guerre vere ci sono altrove, il pericolo non è la Russia in questo momento. Va bene, grazie. Passiamo alla domanda come al solito. C'è prima di tutto la domanda di Riccardo Sei del Figaro, prego.
Sì, buongiorno. Volevo parlare della sua alleanza con Marine Le Pen. Lei è stata al congresso del Fronte Nazionale a Parigi. Abbiamo sentito delle parole carine di Marine Le Pen per dirgli esattamente che cosa ha detto. Io ho sentito che si è detto colpito dalla sua energia o in estasi. Esattamente quali sono state le parole? Poi soprattutto la domanda è che con questa alleanza con il Front National la Lega ha cambiato strategia, ha definitivamente abbandonato la via del secessionismo, la rivendicazione di secessionismo e di separatismo e ha preso una via nazionalista e populista e così. Grazie. Grazie. Ma Marine Le Pen ha avuto parole gentilissime nei miei confronti che io ricambio, visto che in Italia ci manca una Marine Le Pen, visto alcune delle donne politiche che ci sono in Parlamento in Italia. No, la Lega non cambia pelle, io l'ho detto anche al congresso del Front National, con cui condividiamo tantissime battaglie in comune, anzi stiamo costruendo un fronte di liberazione per l'Europa, perché l'Europa in questo momento è occupata non dai carri armati ma dalle banche e dalla finanza, soprattutto straniere, quindi vogliamo che l'Europa torni proprietà degli europei e non di qualcun altro. Ma al congresso del Front National ho detto che io sono e rimarrò per sempre autonomista, federalista e convinto del diritto all'autodeterminazione dei popoli in qualunque parte del mondo. E quindi possiamo essere d'accordo con il Front National sul 99% delle battaglie, non cambio il mio DNA per convenienza politica. In questo momento in Italia l'analisi della Lega Nord è che l'emergenza sia nazionale. L'emergenza disoccupazione e immigrazione è un'emergenza nazionale, da Bolzano a Catania, e quindi questa è la priorità, far ripartire il lavoro. Detto questo, continuiamo a essere convinti del fatto che l'Italia sta insieme se riconosce le sue diversità con un sistema federale, altrimenti salta tutto. C'è la domanda di Michaela Terroni, che è lombarda, dico per informazione, che lavora per l'agenzia austriaca APA. C'è il microfono, prego. Sì, io volevo un'informazione, so che ci sono stati vari respingimenti o diciamo così da parte alla frontiera austriaca, molti profughi insomma vengono un po' rispediti in Italia, cosa che ha scatenato anche la vostra protesta. So che siete contro un progetto di creare un centro di accoglienza al Brennero. Come vede la situazione? Cosa chiedete all'Austria in questo momento? L'Austria fa bene a difendere i suoi confini. Io non ho nulla da chiedere all'Austria. L'Austria fa bene a difendere i suoi confini come fanno la Spagna, la Francia a Ventimiglia, come fa Malta, come fa la Grecia. È la politica italiana che non difende i suoi cittadini. Quindi io all'Austria non ho niente da chiedere. Difendono i loro cittadini e fanno bene a farlo. Io me la prendo con la premiata ditta Renzi Alfano, che invece espone l'Italia ad essere punto di arrivo di chiunque al mondo. Oggi sono usciti i dati, record di morti nel Mar Mediterraneo nel 2014, 3.419 immigrati hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo, sono 3.419 morti sulle coscienze degli amici di Mare Nostrum, perché più gente parte, più gente muore. Agenzia tedesca DPA, Armelini, prego. Sì, io volevo rimanere sul tema dell'immigrazione. Le volevo chiedere, intanto c'era stato uno studio, leggo, ripreso dal Corriere della Sera il 23 novembre, che diceva che l'immigrazione in Italia porta un vantaggio netto all'economia di 3,9 miliardi, quindi volevo sapere la sua opinione su questo e se lei quindi può condividere che l'immigrazione può essere una risorsa, visto che studi scientifici dimostrano che la maggioranza degli immigrati lavorano, pagano le tasse e quindi portano ricchezza. E la seconda cosa, volevo chiedere, i dati di ieri dell'Istat sull'emigrazione record dall'Italia dimostrano che la prima regione per emigrazione è la Lombardia, 16.000 su 82.000 partenze. Quindi una politica più restrittiva dell'immigrazione non potrebbe danneggiare la sua stessa regione? Grazie. Ma i dati del Corriere della Sera erano assolutamente parziali. Detto questo, io ripeto che l'immigrazione regolamentata e qualificata è un valore aggiunto positivo. L'immigrazione numericamente controllata è un innesto positivo per qualsiasi società, compresa quella italiana.
Quella che combattiamo non è l'immigrazione tout court, è l'immigrazione incontrollata senza regole. L'immigrazione sul modello svizzero, canadese, australiano, tedesco è un'immigrazione positiva. L'Italia ha l'anarchia, l'Italia ha il caos, quindi il caos non porta aiuto né a chi arriva né a chi qua è, e infatti molti dei nostri ragazzi sono costretti a scappare, perché chiudono mediamente 120 aziende al giorno, anche sotto l'era di Sua Maestà Renzi chiudono 120 aziende al giorno, oggi stanno chiudendo 120 aziende. Quindi è chiaro che l'emigrazione italiana e soprattutto lombarda, dove la crisi si fa sentire in maniera assolutamente pesante, sarebbe la prima controimmigrazione da riattirare in casa. Però non penso che le leggi né il Jobs Act né le normative sull'articolo 18, penso che Renzi in politica economica non stia azzeccando una. Sarà simpatico, farà i tweet, mangerà i gelati, si metterà i maglioncini colorati, ma in politica economica non ne sta beccando una neanche per caso, è sfortunato. Stefan Fares, The Time. Sì, sono Stefan Fares, scrivo per Time Magazine e Business Week. Io ho visto che il flat tax, se non sbaglio, è l'unico paese nel mondo, nell'Europa che ce l'ha fatto la Ungheria. Io volevo chiederle, lei ha parlato bene di Viktor Orbán, volevo sapere che sono le altre lezioni che lei ha imparato di lui e che l'Italia può imparare dalla Ungheria. Mi piace molto l'approccio di Orbán in Ungheria, me lo rende simpatico il fatto che sia per molti nel Parlamento europeo del politicamente corretto un nemico pubblico, da molta stampa sia additato come un personaggio pericoloso, votato dal 50% dei suoi cittadini. Questo mi attira tutte le sue simpatie, spero di andarci il prima possibile, anche perché chi ha il coraggio di dire dei no pesanti alle istituzioni europee, che sono istituzioni assolutamente negative, vuol dire che ha coraggio. I risultati economici quest'anno, poi sulla flat tax, se vuoi aggiungere qualcosa Armando, ovviamente lascia te. I 3 paesi europei che crescono di più, guarda caso, non hanno l'euro in tasca, e sono la Polonia, l'Ungheria e la Gran Bretagna, quindi evidentemente non avere l'euro in tasca è una coincidenza fortunata, e le politiche economiche ungheresi, sicuramente l'Ungheria non è paragonabile all'Italia, però un suono perfetto. Finalmente Radio Padania a casa tua, senza più interferenze. Per le prossime feste, regalati o regala una Radio DAB. Vai sul sito radiopadania.net e troverai tutte le informazioni su come riceverla direttamente a casa tua. Oppure chiama 0266 23 4449 e lascia il tuo numero in segreteria. Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Festeggiala, è la settimana della Digital Radio. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Quindi se la Lega tornasse al governo sicuramente non avremmo i guanti di velluto nei confronti di nessuno. Purtroppo il governo Renzi sta andando in direzione esattamente opposta, depenalizzando una notevole serie di reati. Io ci andrei giù con mano pesantissima. Ad esempio, ma guarda, ad esempio in Italia non esiste più l'ergastolo. Giusto per fare un esempio, esiste solo sulla carta, ma la galera a vita non c'è più per nessuno. E invece certi soggetti non dovrebbero più vedere la luce del sole, per quanto mi riguarda. E sul tema sicurezza, legalità, non in questo caso legato alla mafia e alla criminalità, un'altra proposta di legge che abbiamo presentato riprende una sperimentazione già in vigore in alcuni paesi europei che riguarda la castrazione chimica. Visto che ormai gli episodi di violenza sessuale in Italia sono purtroppo all'ordine del giorno e quindi in via sperimentale, già in fase attuativa in diversi paesi d'Europa e del mondo, per quanto mi riguarda, uno che compie una violenza sessuale una volta deve essere messo in condizioni di non poterla più fisicamente compiere la seconda volta. Okay. Sono Giulia Sandra Pista, corrispondente a Romania. Un po' di mesi fa, lei, quando le avevo chiesto se faceva un pensiero a essere o sarà il futuro leader di centrodestra, lei ha sorriso solo. Adesso, dopo i sondaggi delle ultime settimane, voglio sapere se ha cambiato idea e poi, come sembra, lei è riuscito anche a Berlusconi a suggerire, per così dire, e pensa a un flat tax di 20%, lei invece propone a 15%. Ci dica come riuscirà a farlo a 15%. Grazie. Dopo. Ma innanzitutto ho sorriso allora e sorrido anche oggi. Primo perché il centrodestra non c'è. Secondo perché il progetto del centrodestra, se ci sarà, e gli eventuali leader del centrodestra, se ci saranno, dovranno essere scelti dai cittadini italiani nelle piazze, quindi non saranno le segreterie di partito a decidere questo o quello. Berlusconi ha detto il 20%, sono contento perché quantomeno culturalmente sposa la causa. Noi siamo convinti che sia più percorribile, più utile, più coraggiosa ma anche più sostenibile l'ipotesi del 15%, lo documenteremo numeri alla mano, visto che volendo essere forza di governo, noi ci proponiamo per andare al governo in Italia, non per fare eterna opposizione evidentemente, quindi se saremo forza di governo dovremo mantenere quello che abbiamo detto quando eravamo all'opposizione, quindi questo vale per l'euro, vale per gli studi di settore, vale per la legge Fornero, vale per la flat tax. E sabato proveremo a documentare, sperando di essere smentiti da qualcuno, ma contando di non esserli, come con un'aliquota al 15% l'iniezione positiva per l'economia italiana sarebbe ancora maggiore rispetto al 20% prospettato da Berlusconi. E sono convinto che convinceremo anche Berlusconi. Labrinopoulos? Sono Labrinopoulos della Stampa greca. Buongiorno onorevole. La Grecia va in elezioni anticipate come secondo per il Presidente. Se vince la sinistra radicale o la destra dell'Alba Dorata andranno fuori dall'euro. Lei che mi può dire su questo? Non penso. Anzi, Tsipras l'ha dichiarato che comunque non mette in discussione l'euro, forse per tranquillizzare i mercati. Io non voglio tranquillizzare assolutamente nessuno, quindi
I greci sono stati vittime sicuramente di una cattiva politica interna, ma anche di un massacro che arriva dall'esterno, quindi mi auguro che in Grecia si torni a lavorare e ad avere un po' di speranza nel futuro. Gli elettori sono sovrani, non so chi vincerà, spero che vincerà qualcuno che non ha mai governato negli ultimi anni. Però a occhio temo che chiunque vinca in Grecia non avrà la forza, né la voglia, né la possibilità di mettere in discussione l'euro. L'Italia potrebbe farlo, la Francia potrebbe farlo, la Grecia oggi non penso che possa farlo. Comunque mi auguro che i greci votino qualcuno che non è corresponsabile del disastro di questi ultimi anni. Popov, giornalista russo e poi dopo giornalista italiano. Prego. Andrei Popov, Tribuna Russia. Prima di tutto congratulazioni per... Posso sedere, ci sono le telecamere dietro, prego. Prima di tutto congratulazioni per il successo del regionale. Con tutte queste camere vedo che la sua popolarità cresce ogni mese. Seconda cosa, un breve commento: perché secondo lei c'è così tanta furia da parte degli USA per la Russia e per la Putin? Non ha paura che nella sua dichiarazione in confronto della Russia, coraggiosa e anche differente da Bruxelles e da Washington, le potrà mettere in guai, cioè avviare qualche campagna propagandistica in media? Grazie. Beh, diciamo che i media è da 20 anni che remano contro la Lega in linea di massima, quindi non è una dichiarazione in più o in meno che mi fa cambiare idea. Quando sono convinto di una battaglia la faccio fino in fondo, magari non sarà politicamente corretta, magari mi attira qualche inimicizia, però lunedì ho incontrato a Mosca decine di imprenditori italiani, dal settore del legno al settore della moda, al settore della banca e della finanza, al settore agricolo, al settore farmaceutico, che sono disperati e incazzati. Sono disperati perché stanno perdendo anni e anni di lavoro e di sacrifici, sono incazzati col governo Renzi e con Bruxelles perché nessuno ha ancora capito quale sia il motivo delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. Perché alla faccenda dei diritti umani in Ucraina non crede né Renzi né Juncker, evidentemente, anzi semmai chi sta subendo in Ucraina è la parte che si sente russa, quindi sono scelte economiche ma molto pericolose, sono scelte economiche che ci vogliono riportare al clima della guerra fredda e io non voglio che mio figlio cresca in un clima da guerra fredda. Prego. Rapidissimamente, Giuliano Roscerelli di agenzia stampa Ala News. 3 cose rapide. Allora, se la spaventa un po' la possibilità che Alba Dorata possa in qualche modo ottenere un buon risultato in Grecia, che i tempi del progetto della Lega d'Italia, chiamiamola così, e se le imbarazza, viste gli ultimi episodi, insomma, aver condiviso delle battaglie in piazza, soprattutto qua a Roma, con l'ex sindaco Alemanno, data anche la vicinanza con Borghezio in molte di queste occasioni. Alba Dorata, no, non mi imbarazza mai il voto popolare. Quando i cittadini votano è sempre una buona notizia, chiunque votino, quindi se un partito è democraticamente eletto e riconosciuto, può essere di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, se è lì perché lo votano ha tutto il mio rispetto. I tempi sono brevi, io non so quando ci saranno elezioni in Italia perché dipende tutto da Sua Maestà Renzi, però non penso che duri molto, quindi ci stiamo preparando e i sondaggi ci dicono che ancora prima di essere presenti abbiamo una percentuale fra il 4 e il 7% in tutto il centro e il sud, quindi figurarsi quando ci sarà un progetto politico con delle persone radicate sul territorio. Noi partiamo prima di Natale. Prima di Natale partiamo con le preadesioni, quantomeno via internet. E su Roma, su Alemanno, io devo confessare che non ho mai avuto un gran feeling con Alemanno, anzi abbiamo litigato più di una volta perché voleva portare il Gran Premio di Formula 1, portarlo via a Monza e portarlo a Roma, e quindi su quello avevamo litigato in maniera bestiale perché gli ho suggerito di sistemare le strade prima di pensare al Gran Premio di Formula 1. Mi spiace quando c'è un politico di qualunque parte sia coinvolto in una vicenda di malaffare, mi spiace. Detto questo, la Lega ha tantissimi difetti, abbiamo fatto tanti errori, altri ne rifaremo, però il governo del Comune di Roma o della Regione Lazio non l'abbiamo mai avuto, quindi se qualche nostro ex alleato ha sbagliato qualcosa gli auguro di uscirne pulito, però dal mio punto di vista non mi sento minimamente sfiorato.
Colleen Berry, Associated Press. Lei distingue molto chiaramente tra che è contro immigrazione clandestina, ma nelle piazze come si può essere sicura che questo sentimento non diventa anti-immigrato in generale, anti-straniero? E poi vediamo in Germania che ci sono già proteste contro i migranti. Lei ha qualche commento su questi, se è una cosa da aspettare anche qua in Italia? È la sinistra che alimenta il razzismo, secondo me anche coscientemente. Una sinistra che sa che economicamente non ha le ricette per uscire dalla crisi e quindi alimenta un'immigrazione incontrollata per ottenere reazioni esasperate, mai giustificabili, perché la violenza non è mai giustificabile né giustificata da qualunque parte venga. Però se la gente, soprattutto nelle periferie, si ribella, è perché, ad esempio, vi do il dato di Milano, il 65% delle case popolari è assegnato a cittadini stranieri, che rappresentano il 15% della popolazione, e quindi delle due l'una, c'è qualcosa da cambiare. Sull'immigrazione irregolare invece io sono assolutamente totalmente inflessibile, riporterei a casa immediatamente col barcone, con la zattera, col deltaplano, con l'aereo, qualunque immigrato regolare metta piede sul suolo italiano. Sono più in Russia che in Italia, quindi sì, anche qui in Italia siamo pochi ma forti. Va bene. Allora, una domanda: questo partito amico della Lega potrebbe essere un partito davvero politico, cioè classico, o qualche movimento di tipo 5 Stelle ma più controllabile e serio? Grazie. No, non sarà un partito strutturato con le sedie, con tutto. Primo, perché economicamente non ce lo possiamo permettere, detto in maniera molto, molto semplice. Secondo, perché la politica di oggi è cambiata e quindi sarà molto snello, molto fluido, molto giovane. Quindi non solo su internet, evidentemente anch'io andrò personalmente, fisicamente, ho già tutta una serie di inviti in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Puglia e ovunque. Però non sarà un partito alla vecchia maniera, per intenderci, perché i tempi impongono velocità. Ok, Debbia di nuovo, poi Cesuro. Sì, lei diceva giustamente prima, io non sono un esperto, mi cerco di affidarmi a chi le cose le sa, però lei è parlamentare europeo e quindi immagino che di politica europea, Unione Europea un po' ne capisca. Qualcosina so, sì. Ci può spiegare un pochino meglio questa frase, no? Che l'Europa Bruxelles va abbattuta e ricostruita da capo? Quindi se la Lega andasse al governo chiederebbe non solo di uscire dall'euro, ma di uscire dall'Unione Europea? E come pensa che si potrebbe applicare questo progetto? Io chiederei di rivedere tutti i trattati che, a detta di qualche costituzionalista, sono anche stati adottati al di fuori e al di sopra della Costituzione. No, però scusi, questo è il Fiscal Compact, però io le chiedo uscire dall'Unione Europea. Non solo. Non credo che non c'è nessuno che disputi il fatto che i trattati fondamentali dell'Unione Europea sono anticostituzionali, questo non lo dice nessuno, questo credo di poterne essere piuttosto sicuro. Diciamo che ci sono argomentazioni convincenti da parte di qualcuno per cui la cessione di sovranità non è stata fatta così come la Costituzione avrebbe previsto, coinvolgendo i cittadini sicuramente no, ma neanche il Parlamento in alcuni passaggi. Quindi io fossi al posto di Renzi domani mattina, andrei a Bruxelles, riprenderei in mano tutti i trattati dal primo all'ultimo e li ridiscuterei, senza entrare nel merito ovviamente dei vincoli idioti del 3% deficit PIL che cancellerei un quarto d'ora dopo. Ovviamente non lo farei da solo, perché non può esserci la partita Italia e il resto del mondo, ma ci sono altre realtà, penso ad esempio alla vicina Francia, penso all'Austria, penso all'Olanda, che potrebbero essere interessate a discutere di una revisione totale di tutti i trattati su cui si poggia l'Unione Europea, che sono un meccanismo genialmente e maleficamente studiato dal mio punto di vista. Lo dico da europarlamentare. Quindi non si tratta di uscire, si tratta di ridiscutere secondo criteri ancora da capire. Se la risposta fosse no,
In Gran Bretagna il Premier si è impegnato a fare un referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Io penso che gli italiani si stiano rendendo conto che questa Europa non si può riformare. Ci lavoro da 7 anni, noi facciamo tutto quello che ci compete fare, gli emendamenti, gli interventi, seguiamo le direttive, però è il sistema che è sbagliato, è proprio stiamo cercando di emendare un sistema palesemente sbagliato. E quindi se la Gran Bretagna votasse per chiedere ai suoi cittadini se rimanere o no in Europa, a me piacerebbe che anche gli italiani potessero fare lo stesso. Sì, Akane Gakubo, Shakashinpo Tokyo. Mia domanda è questa: secondo lei, per riprendere l'Italia basta uscire da euro? Non dovrebbe fare tutte le riforme, cioè dare tassa o anche burocrazia, giustizia? Ma questi mi sembra che il governo attuale vogliono fare. Poi un'altra cosa, se tassa fosse 15%, nessuno evadrà in fisco? Cioè il 15% non è che evadono lo stesso italiani? Beh, se uno evade col 15% lo metti in galera e butti via la chiave. Poi adesso non è che poi ci siano gli italiani evasori per principio. Se uno deve pagare il 72% di tasse, cosa che succede a molti produttori e imprenditori, è chiaro che o non può o non vuole. Col 15% chi evade veramente sta in galera per 20 anni perché non ha alcun tipo di giustificazione. Non è che l'uscita dall'euro comporti il fatto che risolviamo tutti i nostri problemi. L'euro ha aggravato sicuramente tutti i nostri problemi, quindi è chiaro che bisogna fare la riforma della giustizia, la riforma della burocrazia, la riforma fiscale. Tutte queste possono essere fatte con una moneta giusta. Quindi il prerequisito è avere una moneta giusta in tasca, poi fare le riforme. Lei dice che il governo sta dicendo che le farà, il governo è 9 mesi che sta dicendo che le farà e quindi non vorrei fra 9 mesi essere qua col governo che sta dicendo che le farà. E quindi mi comincia a venire il dubbio che il governo continuerà a dire che le farà ma non le farà. Ok, qui c'è una domanda di un giornalista, prego. Ecco. Di cui non ricordo il nome. Grazie, James McKenzie dell'agenzia Reuters. Perché non vuole dire che volete uscire dall'euro direttamente? Noi vogliamo uscire dall'euro, assolutamente. Noi vogliamo uscire dall'euro. Dunque, se ci fosse un referendum, voi direte che la vostra proposta sarebbe di uscire dall'euro direttamente? Io ho detto che l'euro è una moneta criminale, quindi su questo non ho alcun dubbio. Un'uscita coordinata e concordata. Più passa il tempo, più mi viene il dubbio che siano i tedeschi che usciranno per primi dall'euro perché hanno già realizzato tutto quello che potevano realizzare. Detto questo, la Lega è assolutamente convinta che l'euro sia una moneta sbagliata e prima ne usciamo meglio è. Ok, Costanzo Roisce, abbiamo ancora una domanda qui davanti. Non è serissima la domanda, adesso può aspettare, credo. Perché si è spogliato davanti al fotografo di oggi? Ed è vero che i suoi vestiti... Lo rifaccio adesso, se volete rifaccio. No, non è un bello spettacolo. Ci sono molti fotografi. No, vorrei proprio una spiegazione. Era per l'elettorato femminile? Non abbiamo delle società di marketing che ci spiegano guarda che se ti spogli prendi i voti o se stai... No, è stata un prendermi in giro. Mi sono preso in giro perché ci sono troppi politici che si prendono troppo sul serio. Non ho un gran fisico da mostrare e quindi ero orgoglioso del mio fisico scarsamente palestrato e abbronzato. Detto questo, c'è anche un piccolo risvolto benefico del tutto, visto che alcune foto in originale che mi sono state regalate dal fotografo verranno messe all'asta su eBay per raccogliere dei fondi per beneficenza per l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano, quindi questo è un piccolo risvolto. Detto questo, l'ho fatto per scherzare, perché cerco di essere serio sul lavoro, ma ridere di se stessi secondo me ogni tanto fa bene. Quella foto era assolutamente ridicola quindi... Ci sono due che non avevano ancora fatto una domanda, Tomasevic della stampa croata e poi dopo Franz Press, prego. Sono Silvio Tomasevic della stampa croata. L'uscita dall'euro, ma si ricorda che quando c'era la lira c'era l'inflazione 20%, si stampava la lira e benedetta inflazione, la vorrei oggi l'inflazione. Ma a due cifre. Sì, magari.
Magari. L'inflazione vuol dire che sto vendendo qualcosa. Sto vendendo qualcosa. Daranno la risposta, che gli economisti, cioè daranno la risposta a queste due cifre a lei. Un'altra domanda. Silenzio, per favore. L'Europa, cioè, vorrebbe di nuovo fare i confini e tutto il resto, cioè distruggere il mercato unico. Allora, l'inflazione magari, perché significa che sto vendendo qualcosa. Oggi abbiamo un'inflazione a zero perché non sto vendendo assolutamente niente. Quindi se non vendo niente la gente perde il lavoro e rimane a casa. Quindi preferisco avere un'alta inflazione perché la gente lavora, spende e guadagna. Sui confini, anche lo stesso trattato di Schengen, in un momento di aggressione come questo, dovrebbe essere rivisto con attenzione. Non riguarda le merci, ovviamente riguarda gli uomini. Il pericolo numero uno al mondo in questo momento è il terrorismo internazionale. Ogni giorno leggiamo di cellule che sono presenti in Europa pronte ad agire, e quindi io vorrei capire chi entra in casa mia e soprattutto nei panni degli altri 27 d'Europa, visto che l'Italia è un colabrodo e in Italia arriva di tutto e di più senza alcun tipo di controllo. Fossi nei panni degli altri 27 sarei io a chiedere dei controlli ai confini dell'Italia per capire chi sta entrando in casa mia. Quindi io rivedrei assolutamente anche Schengen in un momento di emergenza come questo. Un'altra piccola domanda, Lega Nord ha investito in un villaggio turistico in Istria, cosa è successo con quello? Non ne ho la più pallida idea. Io sono andato in Croazia a fare le vacanze quando ero giovane, però non so del villaggio turistico onestamente. C'era Bossi, quindi diciamo che adesso le situazioni attuali ci permettono di investire al massimo in un chiosco da qualche parte. Ok, Franz Pers, prego. Buongiorno, volevo farle una domanda. I sondaggi di questi ultimi mesi stanno dimostrando una Lega in crescita esponenziale. Lei non teme un effetto Beppe Grillo, se posso chiamarlo così, arrivate a, non so, 15, 20, 25% e poi dopo un anno si sgonfia tutto come un flan? E una seconda domanda, ci sarebbe qualche micro autocritica perché il governo da 9 mesi annuncia, ma la Lega è stata al governo per 9 anni e la situazione di oggi è anche frutto di questi 9 anni. Grazie. Sì, io faccio autocritica ogni giorno, la mattina e la sera prima di andare a letto, quindi abbiamo fatto degli errori? Sì, sicuramente tanti. Abbiamo ottenuto tutto quello che avremmo voluto e potuto? No. Io personalmente sbaglio? Sì. Sbaglierò ancora? Sì, spero di farlo in buona fede ovviamente, quindi non mi autoassolvo, anzi riconosco tutte le nostre manchevolezze, ci mancherebbe le nostre ingenuità. Tutti. Il Renzi io spero, perché ripeto, non sono qua a gufare, quindi spero che faccia qualcosa, però a occhio tutto quello che sta facendo sta portando a un peggioramento di tutti gli indicatori economici, quindi spero che cambi, perché vivo in Italia, quindi non è che mi auguri di vincere le elezioni mentre il paese è al tracollo. Faremo la fine di Grillo? Non penso. Intanto mi godo il fatto che l'anno scorso di questi tempi stavamo facendo il congresso della Lega Nord, che molti giornalisti italiani, non stranieri, davano per morta, finita, e quindi io ero il segretario che facevo il curatore fallimentare, e dopo un anno direi che la situazione è completamente e positivamente cambiata. La differenza con il Movimento 5 Stelle che io voglio sottolineare è che noi abbiamo un progetto. Noi abbiamo un progetto per l'Italia e per l'Europa, abbiamo un progetto per la sanità, per il fisco, per il welfare, per le scuole, per l'università, per la cultura, per il teatro, mentre il Movimento 5 Stelle, che è stato bravissimo a prendere tanti voti di gente che vuole una politica onesta e a cui sono assolutamente vicino, non ho ancora capito che tipo di progetto d'Italia e anche di Europa abbia, perché adesso lanciano un referendum consultivo sull'euro, che è una presa in giro, una perdita di tempo. Quindi la differenza che vorrei sottolineare fra la Lega e il 5 Stelle è la concretezza e la prospettiva. Quindi io penso che noi offriamo agli italiani, poi può piacere o non piacere, però un modello di Italia e di Europa che altri invece non ho ancora capito come vedono.
Sì, scusi. Detto questo, io spero di sgonfiarmi quando arriviamo al 51%. Scusi, a proposito del referendum di Grillo, potrebbe spiegarci perché non lo volete sostenere? Cosa c'è che non vi Ma l'ho detto perché è una perdita di tempo e una presa in giro. Si tratterebbe di un referendum consultivo, quindi valore zero. In Italia se ne fregano dei referendum ufficiali, figurati dei referendum consultivi, che la Costituzione peraltro non prevede. E quindi, a parte i tempi lunghi, avrebbe efficacia zero. Cioè facciamo un sondaggio, è uguale, commissioniamo un sondaggio a Pagnoncelli e abbiamo lo stesso identico risultato. Può essere culturalmente utile, nel senso che qualunque apporto culturale al fatto che l'euro sia la moneta della disoccupazione è il benvenuto, ma in termini concreti, tornando alla domanda del collega precedente, in termini concreti ed effettuali ed effettivi ha valore pari allo zero. Ok, Sandro Iersta e poi dopo Stefan Faris, l'ultima domanda, prego. Le farò una domanda un po' personale, cioè romena. Che ne pensa del nuovo presidente della Romania, Klaus Iohannis? È romeno, però diciamo nato in una zona tedesca. Ha delle idee, forse... Ne ho letto solo la biografia su internet, quindi non mi permetto di dare un giudizio perché spesso quello che gira in rete non è esattamente la verità, quindi mi permetterò di dare un giudizio dopo una conoscenza personale diretta, quindi non voglio fare un torto a nessuno. Ok, Stephen Ferris, the time, di nuovo, prego. Sì, lei ha detto che lei è diverso, voi siete diversi del 5 Stelle perché avete un progetto, ma anche perché avete una storia, e la storia, diciamo, nel governo della Lega non è stata molto, diciamo, brillante, non soltanto dal punto di vista di efficacia, ma anche c'è stato un problema di, diciamo, soldi pubblici, eccetera. Come potremmo sapere che se voi riuscite a tornare al governo, stavolta sarà diverso dall'ultima? Che sono come lei può garantire che non ci saranno questi problemi la seconda volta? Perché ci metto la faccia. Perché ci metto la faccia e perché abbiamo cambiato, se non tutto, tantissimo rispetto alle precedenti gestioni, per cui apro e chiudo la parentesi per i colleghi stranieri, non c'è stata ancora una condanna che sia una. Io sono qua ancora che aspetto che venga provato e dimostrato tutto quello che abbiamo letto sui giornali, perché non c'è stata una condanna che sia stata una. Quindi arriviamo alla fine del percorso. Io ricordo ad esempio che per 2 anni sui giornali italiani, non so se c'era anche sui giornali stranieri, per 2 anni c'è stata l'inchiesta sulla Lega che avrebbe preso milioni di euro di tangenti da Finmeccanica per vendere degli elicotteri in India. La storia di Bersito? E io milioni non li vedevo, ho detto ma chissà dove sono finiti. Ci ha messo 2 anni per archiviare. Nel senso che hanno detto, scusate, ci siamo sbagliati, non c'è stata corruzione, non era vero niente. Però per 2 anni noi ci siamo subiti il fatto che... Quindi quando qualcuno verrà condannato, quel qualcuno pagherà personalmente, se e quando qualcuno verrà condannato. Detto questo, noi abbiamo cambiato tutta la struttura del movimento, a prescindere, amministratori, avvocati, segretari, tutto. Ma ho capito bene che lei non è anche sicuro che c'è stato un problema prima? No, me lo provino. Io ho cambiato. Io sono arrivato prima dei giudici e quindi ho cambiato. Vediamo se arriverà qualche condanna, perché in Italia non mi stupirei di nulla. No, non possiamo parlare di tutto oggi. Okay. Il nostro nuovo partito lo presenteremo la prossima volta in un... Lisa Palmieri e poi ci fermiamo. Lisa Palmieri, prego. Grazie, Lisa Palmieri, Village Jerusalem Post. Lei prima ha detto che non le preoccupa se dovesse aumentare il voto per l'Alba Dorata e poi ha detto che però è contro la violenza, sì, eccetera. Sì. Nella sua visione di giustizia, il fatto che le pene devono essere inflitti, c'è anche sempre, innanzitutto c'è il pericolo che la giustizia non è giusto, cioè che ci sono sbagliato. Poi la crescita della destra razzista, antisemita in Europa sta veramente crescendo. Lei sa bene che nella storia i partiti
cioè l'elezione democratica di un partito non vuole sempre dire garanzia, la democrazia non è sempre una garanzia, perché nel passato partiti razzisti eccetera sono stati eletti democraticamente. Allora lei come prevede l'antidoto a tutto questo? O mettiamo fuori legge dei partiti, allora se un partito viene messo fuori legge e allora non si presenta alle elezioni, altrimenti la patente di democrazia non la possiamo dare né io né lei, evidentemente. Se un partito si può presentare democraticamente alle elezioni e prende dei voti, quel partito merita rispetto come tutti gli altri. Qual è l'antidoto al ritorno del razzismo e l'antisemitismo? Ecco, essere antisemita nel 2014 mi sembra veramente da fuori di testa. Però il razzismo è opinabile come concetto, l'antidoto è un'immigrazione regolamentata e controllata. Chi alimenta, e lo ripeto, chi alimenta secondo me scientemente il razzismo in Europa è la sinistra, con la sua politica di immigrazione indiscriminata, per poter poi avere il nemico razzista, brutto, cattivo, xenofobo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'antidoto è darsi delle regole e farle rispettare. Bene. Ok, grazie a tutti. Grazie. Grazie a te. Allora, abbiamo ascoltato la conferenza stampa del segretario della Lega Matteo Salvini presso la Stampa Estera a Roma, e con molte domande dei giornalisti delle varie testate. E, naturalmente noi adesso ringraziamo Fabio Schembri, l'avvocato Schembri, che è qui con noi. Naturalmente ci diamo appuntamento a questo punto per la prossima settimana, perché abbiamo praticamente consumato tutto il tempo a nostra disposizione, giustamente, per ascoltare la conferenza stampa. E però il punto lo facciamo settimana prossima. Vi ricordo soltanto in chiusura, torneremo la settimana prossima sulla questione della strage di Erba. In chiusura vi ricordo solo 2 indirizzi, perché questi me li chiedono anche diversi ascoltatori via mail. L'indirizzo per poter corrispondere per iscritto con Olindo Romano e Rosa Bazzi. Olindo Romano nel carcere di Opera, casa di reclusione di Opera, via Camporgnago 40 20 141 Opera, Milano. Ripeto, via Camporgnago 40 20 141 Opera, Milano. Per quanto riguarda Rosa Bazzi, invece, il carcere è quello di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Bollate, Milano. Via Cristina Belgioioso 120 20 157 Bollate, Milano. Vi do anche un indirizzo mail, quello del comitato fondato per Rosa e Olindo, comitato.rosaolindo, una parola sola, @libero.it, comitato.rosaolindo@libero.it, e il telefono 0341 367 509, 0341 367 509. Grazie avvocato Schembri, ci sentiamo settimana prossima, credo mercoledì, così possiamo dirlo anche a chi ci sta seguendo, mercoledì della prossima settimana. Vediamo di fare un po' il punto della situazione e di sentire anche coloro che ci seguono, le loro domande eventuali e i loro interrogativi. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Sono le